Le dipendenze sono la piaga della nostra società. Droga, alcol, fumo o gioco d'azzardo rendono l'uomo schiavo di una sostanza o di un'abitudine, come appunto quella del gioco, delle macchinette mangiasoldi. Il gioco d'azzardo è fra le dipendenze quelle che negli ultimi anni hanno avuto la maggiore espansione. Come mai? È presto detto. Invece di ostacolare la diffusione delle macchinette mangiasoldi, la legge lo permette attraverso la concessione di sempre nuove licenze per aprire sale da gioco dove chiunque, anche la signora Mania, può andarsi a rovinare. A monte ci sono grossi interessi, una lobby che riesce a ottenere incredibili vantaggi legislativi. Allora bisogna organizzarsi, bisogna darsi da fare dal basso, devono sentire che c'è una forte pressione popolare affinché le istituzioni ai vari livelli si adeguino a quella che è una sacrosanta esigenza, quella di evitare che le nostre città cadano nel degrado, che segue inevitabilmente l'apertura di nuove sale da gioco con il loro seguito di disperati, di malati, di fanulloni e anche di delinquenti. Bisogna organizzarsi come è successo a Verona in occasione della ventilata apertura dell'ennesima sala slot in Borgo Trento, dove l'Officina, il centro culturale, ha lanciato l'allarme. Basta con ste macchinette mangiasoldi. E la gente ha risposto. Il comune, che nonostante la legge regionale non aveva mai fatto un regolamento, dopo l'allarme lanciato dall'Officina, fretta e furia si è mosso, ha dato indicazione di comprimere il più possibile gli orari di apertura delle sale gioco e si è detto intenzionato ad agire a livello del piano degli interventi edilizi. Una promessa che arriva anche un po' tardi, evidentemente prima non avevano tempo.